Assessore Bini, contaminazione tra cultura e aziende, qual è il valore aggiunto? Totale, l'ho detto prima in conferenza stampa, la cultura ha bisogno di uscire dalle quattro mura all'interno delle quali mi sembra troppo spesso si è stati abituati a conoscerla. Dobbiamo far conoscere questi eventi come l'orchestra Gustav Mahler, un'eccellenza a livello europeo. Non dimentichiamoci che vengono selezionati i migliori giovani musicisti presenti in tutta Europa, diffonderla nel territorio, quindi non solo Pordenone ma Aquileia, ma la cosa che a me piace di più è che per la prima volta, è una rarità davvero, la contaminazione avviene all'interno del mondo produttivo. Quest'anno si è scelto uno brand conosciutissimo per la regione Friuli Venezia Giulia, quale Snydero, dove svolgere un concerto, quindi un format che mi piace, un format importante, un format che riceve il plauso dalla regione Friuli Venezia Giulia.